Domani, giovedì 16 ottobre, scade il termine di pagamento della Tasi. Il videogiornale al comune di Agrigento. Davide Saglia. A meno di 24 ore dalla scadenza della Tasi saltano fuori anomalie e discrepanze intorno alle modalità di calcolo dell'imposta. La Tasi, ricordiamo, è la tassa comunale sui servizi indivisibili, che ingloba la vecchia IMU e altri servizi municipali rivolti alla collettività, come ad esempio manutenzione stradale e illuminazione pubblica. L'imposta, dunque, secondo disposizione nazionale, dovrà essere saldata dai contribuenti entro il 16 ottobre, attraverso il modello F24 o bollettino postale. Ma tornando alle anomalie, Alfonso Vassallo evidenzia le difformità riscontrate. Per quanto riguarda il calcolo della Tasi per le prime case. Ebbene, diciamo che tutti i software a disposizione dei CAF, dei patronati e per chi ne vuole fare un uso, praticamente applicavano l'aliquota del 2,8 nella prima casa, che viene dato in comodato d'uso gratuito per i figli, con un contratto regolarmente registrato ovviamente. Però il discorso qual è? Noi, l'intenzione del Consiglio Comunale, attraverso anche gli emendamenti che sono stati approvati e portati avanti, prevedevano che in caso di contratto di comodato d'uso gratuito per i figli bisognava applicare l'aliquota della prima casa, quindi il 2,5, e le altre forme di detrazione previste, che erano previste poi nel cosiddetto regolamento IMU, che è stato emendato quest'anno ed è stato approvato. Ora, secondo me ci sarà stato qualche inghippo presso l'ufficio. Intanto il dirigente oggi non c'è stato neanche ieri, e quindi non abbiamo avuto modo di chiarire questo aspetto, anche perché se la volontà del Consiglio è stata un altro e dalle carte si evince che la volontà anche deliberativa in sede consiliare era un'altra, si rischieremmo di esporre il Comune a dei ricorsi in commissione tributaria. Oltre alle anomalie in termini di aliquote, Gerlando Gibilaro analizza le anormalità che riguardano alcune zone di Agrigento soggette alla Tasi. All'interno del parco archeologico, dove dovrebbero esistere soltanto per legge evidenze archeologiche all'aria aperta, noi abbiamo delle abitazioni, e queste abitazioni pagano, udite bene, la Tasi all'incirca si attesta a 900 euro l'anno, e questi cittadini non hanno nessun servizio, mentre ci sono altre zone, come ad esempio il villaggio Peruzzo, dove la Tasi si aggira circa a 70 euro, dove hanno tutti i servizi. Ma vi è di più, spostiamo anche l'attenzione al villaggio Mosè, che negli ultimi 20 anni è stato il bancomat del comune di Agrigento. Nessun'opera di urbanizzazione è stata mai realizzata, i cittadini residenti si trovano a pagare questa Tasi e l'IMU come se fossero in Costa Smeralda e non hanno nessun servizio, e nessuno mai si è preoccupato di procedere alla espropriazione delle strade nel piano particolareggiato numero 11.